Credo che sotto la superficie che viviamo ci sia una spiritualità che ci può far vedere l'esistenza diversamente. Mai fermarsi al primo strato delle cose. Mi piace interrogarmi sull'aspetto più spirituale di un pensiero e cerco di esprimerlo attraverso il mio lavoro. Un film deve piacere al pubblico, interessarlo. Non è solo la visione nuda e cruda del regista. La mano del regista si deve vedere, ma il film deve trasmettere emozioni reali. Per me, essere regista vuol dire raccontare una storia nel modo più reale e coinvolgente possibile. E allora, benvenuto Emanuele Caruso. Ciao, grazie mille per questo invito e per questo intro che non mi aspettavo, grazie mille. Allora, come si fa con alcuni tipi di film? Partiamo dall'attuale per poi ricollegarci magari con qualche flashback a spezzoni del tuo percorso che, se noi lo vediamo in piano sequenza, ha portato a tutto quello che sta accadendo adesso. Quindi parliamo del adesso, ossia del tuo nuovo film, docufilm, che è nella top 10 dei film più visti in Italia. Sì, abbiamo avuto questa bellissima sorpresa e non ce lo aspettavamo neanche noi perché è un documentario che si chiama Rivedere le stelle, siamo usciti il 3 marzo in pochissime sale, circa una quindicina, e incredibilmente venerdì siamo entrati nella top 10 dei 10 film più visti in tutta Italia e siamo stabilmente nella top 20, quindi siamo davvero anche sorpresi di questo grande pubblico che sta venendo a vedere questo piccolo documentario che abbiamo girato nel 2019. Allora, un gruppo di 6 persone, tra cui gli attori Maia Sansa, Giuseppe Cederna e il noto medico Franco Berrino, si sono avventurati in un viaggio di 7 giorni a piedi attraversando la Val Grande, 150 chilometri quadrati di sola natura, da soli, con i propri zaini e i loro pensieri, immersi nella natura, a interrogarsi sulla fatidica domanda: come abbiamo potuto permetterlo? Perché a rivedere le stelle è una lettera aperta all'umanità del futuro, come abbiamo potuto permetterlo? Il tema è lo sconvolgimento climatico. Assolutamente sì, e ho voluto affrontare questo tema che è molto abusato, spesso dà anche un po' fastidio sentirne parlare da un altro punto di vista. Di solito siamo abituati a sentir parlare di cambiamento climatico attraverso i dati, i grafici, che sono un po' messi lì per spaventarci, per inquietarci, ma come se fossero una sorta di evidenza, no? Con la quale scontrarci, ma è un meccanismo che secondo me non funziona. Mi sono allora interrogato su questa grande emergenza che verrà e che ormai è alle porte da un altro punto di vista. Cioè mi sono chiesto come mai l'uomo oggi sta guidando una macchina ai 100 all'ora, vede un muro davanti alla sua auto più in giù nella strada e come mai non stiamo schiacciando il pedale del freno. Cioè mi sono chiesto, ma ben anche noi schiacciassimo questo pedale oggi, comunque un danno lo faremmo, eppure continuiamo a non frenare. Allora mi sono interrogato sui motivi per i quali noi, come genere umano, ma sia nel macro che nel piccolo, anche nella nostra vita, dobbiamo sempre aspettare che l'emergenza sia manifesta e l'ho fatto attraverso questo documentario. L'idea, già solo appunto, l'idea di un gruppo di persone che liberamente decide di lasciare tutti i comfort, cellulare compreso, senza conoscersi e con differenze di età, con differenze di esperienza di vita, ma anche di formazione di vita, e si incontrano assieme per parlare di questa tematica e ognuno mettere nel piatto che cosa allora io e noi possiamo fare, è un'idea che stiamo vedendo sta toccando non solo molti cuori, ma che in realtà è ben più presente di quello che si pensava. Appunto, toccando l'argomento superficialità, vedendo la risposta di pubblico che già c'è in questo primo weekend, si capisce quanto in realtà questa tematica sia ben presente nei nostri cuori e nelle nostre menti e si stia cercando di capire come, anche partendo dal basso, non necessariamente da chi governa, ma partendo già da noi, che cosa noi possiamo fare.
Come dico sempre, e hai ragionissima anche tu, questo film vuole essere un seme di consapevolezza, nel senso che vuole presentare la questione totalmente da un altro punto di vista, molto più intimista, molto radicato forse nel nostro cuore, nel nostro modo che abbiamo di ragionare, e vuole appunto essere un piccolo seme che io provo a donare durante la proiezione, e poi come tutti i semi il lavoro va fatto da parte di chi riceve il seme, quindi andando a casa si può decidere di scordarsi di questo seme, di buttarlo via, di farlo seccare nella propria tasca, oppure si può anche pensare di prendere questo seme che il film vuole in qualche modo proporre, metterlo in un vaso di terra, dargli acqua e far germogliare questa pianticella che in qualche modo ci deve assolutamente aiutare a prepararci per questa emergenza che verrà sicuramente, ma è davvero dietro l'angolo, ma per la quale possiamo ancora fare delle cose. Come mai questa scelta, essendo appunto un film totalmente italiano, girato in Italia, come mai allora la scelta di citare già a partire dal titolo anche il sommo poeta con questo riveder le stelle, tema a Dante molto caro perché in conclusione di ogni parte della Divina Commedia, quindi in conclusione dell'inferno, in conclusione del purgatorio, in conclusione del paradiso, lui mette sempre la speranza della luce, delle stelle come punto di riferimento all'ascesa, alla speranza, all'uscire dai problemi, di un percorso che continua ad evolversi. Per te com'è stata questa scelta di citare allora Dante nel titolo? Ma è stata una scelta abbastanza semplice. Il primo punto perché la Val Grande è uno dei pochissimi luoghi in Italia e in Europa dove non c'è inquinamento luminoso, e in questo modo quando sei in Val Grande di sera e una stellata davanti a te, vedi il cielo stellato come credo in nessun posto d'Europa e ovviamente anche d'Italia, perché, ripeto, 150 km quadrati di sola natura ti permettono di avere una visione incredibile, quindi è uno degli ultimi posti dove possiamo davvero ammirare il cielo che forse si ammirava secoli e secoli fa. Il secondo punto, ancora più importante, un po' come dicevi tu, è perché stiamo vivendo dei tempi che richiamano un po' un piccolo inferno a livello di vita che stiamo vivendo, un po' l'abbiamo avuto con il Covid, costretti in casa, adesso è scoppiata una guerra terribile che forse non pensavamo neanche possibile nei confini con l'Europa nel 2022. E allora il termine proprio rivedere le stelle vuol dire proprio che stiamo affrontando dei tempi duri, difficili, ma che se vogliamo, con questo seme di consapevolezza e ovviamente facendo delle scelte coraggiose, faticose, oggi possiamo ancora tornare come genere umano a rivedere queste stelle. Mi piace perché la risposta che dai in realtà è già palese sin dall'inizio. Fare gruppo. Certo interrogarsi, certo riflettere, ma ritrovarsi nell'assieme. Ok, questa è già una prima risposta che sin dall'inizio con il tuo docu-film tu già dai, il fare gruppo. Assolutamente sì, perché sono assolutamente convinto, ma devo dire che ormai anche un po' la matematica, la scienza va in quella direzione, che non ci si salva più da soli, ma ci si salva insieme, ci si salva aiutandosi, ci si salva facendo gruppo e direi anche facendo comunità. Questa è la via maestra, non possiamo più pensare ai protagonismi, all'egoismo, al penso solo a me stesso. Non dureremo molto con questa filosofia in un prossimo futuro. Di qui anche la scelta appunto di prendere questi 6 protagonisti che provenivano anche da 6 estrazioni sociali completamente diverse, che non si conoscevano, e di fargli vivere un viaggio unico, fuori dai consueti canoni, proprio per ancora andare a sottolineare quanto stavo dicendo. Sembra quasi che siamo un po' tutti spinti da questo vento di cambiamento che ci sta portando ognuno coi suoi tempi, ognuno con la sua persona e anima,
fuori dalla zona di comfort per ritrovarsi un po' tutti in strada, nel senso di dove prima c'eravamo barricati dietro anche magari a delle convinzioni o a una superficialità, a un'ignoranza di superficialità, in base ai modelli sociali basati solo sul lavoro e la vita normalissima della quotidianità. Adesso invece siamo chiamati a dare risposte più grandi e lo facciamo appunto uscendo, ritrovandoci nell'umanità tutti fuori dalla nostra zona comfort. E inizio anche a leggerti qualche messaggio che sta già arrivando, sai, io li vedo a video, quindi. E intanto lo 058 dice: ciao, bella trasmissione, dove si trova la Val Grande? Grazie. Allora, la Val Grande è un parco nazionale incredibile che si trova nel Verbano Cusio Ossola, cioè nel VCO, e stiamo parlando quindi dell'Alto Piemonte, al confine con la Svizzera. È un parco nazionale che ricorda molto la Nuova Zelanda, ha un po' quei paesaggi che in qualche modo mi ricordano spesso, ma non sono solo un po' il Signore degli Anelli, ed è un parco nazionale di cui neanch'io, che sono piemontese, conoscevo l'esistenza, l'ho conosciuto per caso. Ecco, spesso ho sempre notato in questa vita che le cose più belle, le cose più incredibili spesso sono nascoste davanti agli occhi, cioè le abbiamo davanti ma non sappiamo che ci sono. Ecco, questo qui è proprio un paradiso naturale, fra altre cose accessibile, che abbiamo in Piemonte e che io per primo non conoscevo. C'è ad esempio il 616 che scrive: a me è piaciuto tantissimo e fu sera e fu mattina, e si firma appunto Anna. È il mio primo film di esordio, Ok, guarda, forse 2012. esatto, e fu Sera e fu mattina, La Terra Buona, che è stato il secondo, e 2018. a rivedere le stelle sono un po' una trilogia, anche se non collegata, che però andavano a parare tutti dalla stessa parte, nel senso che trattavano poi tutti lo stesso tema. E fu Sera e fu mattina racconta un'ipotetica fine del mondo, lo spegnimento del sole, visto però non con gli occhi dei militari, degli americani, degli alieni, che non mi interessavo, ma visto esclusivamente dal punto di vista di un piccolo paesino di Langa, quindi da persone comuni che si trovano di fronte una cosa più grande di loro. Quindi c'è anche qui l'ambiente, c'è anche un po' qui una fine di un mondo che pare spegnersi. Ed è stato il mio film di esordio, era un film molto, molto particolare. Poi di lì siamo passati alla Terra Buona, che di nuovo parla di una piccola comunità che si stacca dal vivere quotidiano per vivere la vita in un altro modo nelle montagne. È Certo. una storia molto particolare. E poi siamo arrivati a questo documentario. Direi che sono questi tre film una sorta di trilogia che analizza un po' l'ambiente, il mondo e anche, devo dire, la spiritualità da tre punti di vista differenti. Ti piace mettere un po' alla prova il gruppo, mettere assieme delle persone, ognuno con il suo percorso, e farle entrare in una sorta di mondo alternativo, mettiamola così, l'uscita dal mondo ordinario ed entrare nel mondo straordinario, e vedere un po' le reazioni che hanno, ma questo ai fini anche di una sorta di valutazione, di una sorta di crescita, una sorta di polso della situazione anche del lato e dell'aspetto umano. Noto che per te è importantissimo, tant'è che non hai citato il tuo primissimo, chiamiamolo così, cortometraggio in cui questo tema comunque c'era già, e già dal titolo Una scelta di vita, dove appunto un gruppo di persone in fuga dalla guerra viene posta di fronte alla scelta umana di salvare un soldato ferito o lasciarlo al suo destino. Se ci pensi, beh, in Una scelta di vita, ormai l'ho girato nel 2006, è un cortometraggio molto povero, era il mio primo esperimento, però ci pensavo l'altro giorno, ricorda un po' cosa sta succedendo con l'Ucraina, no? Dove dobbiamo un po' decidere se in questo momento qui, come paese Italia, schierarci mandando delle armi oppure non schierarci, lasciare, non essere coinvolti, coinvolgerci. Il tema ovviamente più in piccolo di una scelta di vita era proprio quello, no? Della gente che fuggiva, a un certo punto c'era un ferito e alcuni dicevano l'abbandoniamolo a se stesso e salviamoci noi, e altri dicevano no, stiamo col ferito e aiutiamolo. Era già un tema, ci ho pensato proprio l'altro giorno, me l'avevano fatto notare, che forse era già nelle mie corde e che comunque mi stuzzicava un po'. Incredibile, noto sempre che
la storia non ci insegna mai. Ecco, da questo punto di vista dovremmo diventare un po' più capaci di imparare dalla storia. Ecco, io ho recentemente ho potuto vedere La Terra Buona. È un film, è un documento che mi ha colpito tantissimo. Allora, innanzitutto suggerisco ai nostri ascoltatori di vederlo, ma di scordarsi l'aspetto, chiamiamolo blockbuster, nel senso che mi ricavo un po' di tempo per guardarmi un bel film con i popcorn, poi magari penso che devo portare fuori il cane, poi magari penso che domani al lavoro mi accadrà questo. No. Allora, è un film che volente o nolente è un'opera che ti prende per mano, e ti porta dentro. Ossia, tra i vari protagonisti ce n'è uno invisibile che è proprio lo spettatore, perché si entra in una dimensione in cui si viene chiamati a interrogarsi, a darsi delle risposte, a farsi delle domande. Cioè, lo spettatore è parte integrante del gruppo e della storia che si sviluppa in questo film che è basato su storie vere. La cosa importante che raggiungiamo guardando questo film, La Terra Buona, è proprio che a volte la risposta è proprio già farsi la domanda, a volte è già chiedersi il perché delle cose, senza dover necessariamente arrivare ad una risposta. L'ho descritto bene, cosa dici Emanuele? Hai fatto una descrizione bellissima di cui ti ringrazio e soprattutto che devo dire corrisponde abbastanza al vero. Io dico sempre quando presento i miei film che nelle mie tasche non ho verità, non ho delle risposte certe, non ho sicurezze, ma ho un sacco di domande. Ecco, io i miei film li costruisco su delle domande. Credo poi che sia ciascuno di noi, il pubblico, lo spettatore, chi vede il film, a dover cercare le sue di risposte. Penso che per arrivare in cima alla montagna i sentieri possano essere tanti, le strade possano essere diverse e penso che ce ne siano alcune che vanno bene per taluni e altre che vanno bene per altri ancora. Quindi non sono dell'idea che ci sia un'unica grande risposta o un'unica strada da percorrere. Penso che ci siano delle strade che si incrociano, dei percorsi che magari si percorrono insieme a tratti, ma ecco, l'idea mia è sempre quella di lasciare comunque degli interrogativi e mi piace molto il fatto che sia poi il pubblico, dicevi tu, che è un protagonista silenzioso, è proprio così, perché poi è lui che deve in qualche modo dare la sua visione e in qualche modo anche chiudere il film. Ampliamo ancora un pochino perché iniziano ad arrivarmi appunto le domande in merito appunto ai tuoi film, la visione di La Terra Buona. L'argomento è un argomento che viene spesso ed è stato spesso trattato anche qui in radio, ossia le medicine, le cure alternative rispetto al tumore. Ma la cosa, permettimi Emanuele, strana è che in questo prendere per mano lo spettatore e portarlo dentro, si scopre che in realtà, nel caso della malattia che ha una delle protagoniste che la porta a uscire dalla zona di comfort e cercare risposte, è proprio che non c'è verso, cioè che si parli di quello. I protagonisti, ognuno a suo modo, stanno affrontando se stessi e infatti non c'è solo lo scenario della montagna che rappresenta un po' l'asprezza, la durezza. Notiamo che i dialoghi iniziali sono molto aspri, sono molto duri, scopriamo delle persone in antagonismo, in conflitto già con se stesse e quindi di rimando anche con gli altri, ognuno. Ma poi la bellezza è scoprire il gruppo che si va a formare, la nudità che ognuno poi con i suoi tempi propone all'altro, lo scoprirsi, certo, come dire, fragili, vulnerabili, ma anche più sorridenti nell'ammettere e accettare se stessi nei confronti dell'altro. Dimmi se sto andando fuori strada, sei Emanuele? No, no, assolutamente no, assolutamente no. Hai fatto una buona descrizione, penso che è un po' l'intento anche della Terra Buona, dimostrare un po' che il grande nemico che dobbiamo tutti combattere siamo davvero noi stessi e che forse l'unico vero
così aiuto che possiamo avere nel combattere noi stessi, che siamo noi il più grande ostacolo ai nostri progetti, ai nostri sogni, sia proprio un po' quello di iniziare ad aiutarci, ad affiancarci e a specchiarci negli altri. Il problema che ha Gea, che è questa protagonista, alla fine è il problema che hanno tutti, magari nel suo caso si chiama tumore, ma nell'altro caso dei protagonisti hanno semplicemente nomi diversi, sono tutte persone in fuga, è un po' come siamo noi. Ecco, quello che volevo sottolineare sulla Terra Buona è proprio questo, no? Di una fuga che in realtà tutti cerchiamo da questa vita, dove siamo costretti a correre, non sappiamo bene dove. Qualcuno mi diceva andiamo a lavorare per pagarci la macchina con cui andiamo a lavorare, ed è proprio così. Ecco, la Terra Buona prova ad andare a scavare lì sotto. A proposito della terra buona, il nostro Mark 83, che conosciamo essere a volte sempre un po' spiritoso, un po' ironico, mi scrive: complimenti Max per la trasmissione e complimenti a Emanuele per le sue bellissime opere cinematografiche. Ma la Peccar l'ha fatta volare sul serio? Marco 83. Qui facciamo un po' di spoiler, ma senza voler scendere troppo, devo dire a Mark che assolutamente sì. Non abbiamo, i miei film sono piccoli film che vivono davvero di budget molto bassi, e quindi spesso e volentieri direi sempre quello che vedi è ciò che corrisponde alla realtà. Quindi nel frangente quell'ape che lui vede alla fine, assolutamente sì, che è un po' anche un sogno, no? E rappresenta molto il sogno di andare contro tutto e contro tutti, e l'abbiamo fatta volare davvero, sì, assolutamente. Per chi non ha visto il film lo vedrà nel film. Sì, infatti non ho detto in che punto del film c'è, ho solo riportato il messaggio di Mark cercando di non spoilerare troppo, e d'altronde è una domanda che ci sta e che ci stava. Verrebbe un po' da chiederti poi, parlando adesso di quello che è in sala nell'attualità, attualmente a rivedere le stelle, che difficoltà eventualmente hai trovato appunto nel realizzare il film? Ricordiamo che spesso ti sei avvalso e con notevole risposta di crowdfunding per finanziare anche i film, quello che hai fatto, ma nel girarlo, nel proporlo, nel farlo, che difficoltà magari hai trovato? Ma è stato un film, a rivedere le stelle, altamente, io lo chiamo sperimentale. Innanzitutto dovevamo seguire dei personaggi a piedi in un territorio che non ha posti dove ricaricare i mezzi di ripresa, dove non ha punti di ristoro fissi, dove si cammina tutto il giorno per giorni e giorni senza vedere nessuno. Quindi anche da un punto di vista tecnico, semplicemente poter ricaricare delle batterie diventava difficile. Quindi l'abbiamo definito sperimentale perché abbiamo voluto girarlo molto leggero. Pensate anche cosa vuol dire viaggiare in montagna con uno zaino pieno di attrezzatura, pieno poi di cibo, di vestiti che ti devi portare dietro. Insomma, era una produzione difficile. Per questo abbiamo anche scelto per questo motivo di girarla con 2 telefoni cellulari. Oltre a questi telefoni cellulari, che voi sapete essere molto leggeri, che comunque hanno delle batterie che ormai almeno un giorno possono riuscire a raggiungere a livello di durata, questi ci sembravano anche compatibili col tipo di viaggio che stavamo facendo. E oltre a questo abbiamo usato un piccolissimo drone, quasi che stava in una mano, poco più, Sì. e li abbiamo alimentati tutti con energia rinnovabile, quindi con dei pannelli solari. Quindi siamo riusciti a ricaricare in questo modo i nostri mezzi e abbiamo realizzato questo film tutto con immagini fatte in questo modo. Ecco perché lo definisco sperimentale, perché film documentari fatti col cellulare, ricaricati a energia solare, che vanno al cinema, insomma, non so, magari ce ne sono, ma diciamo che almeno sono rari, ecco. Quanto è stato diverso per te? Sei anche sceneggiatore, appunto, hai curato la sceneggiatura dei tuoi precedenti film, delle tue precedenti opere, quindi già in partenza erano un po' risposte che davi a te stesso, la reazione del gruppo di persone nel vedere come poi si sarebbe sviluppato il film. Qui è stato diverso, qui hai messo insieme delle persone in carne ed ossa che magari neanche proprio si conoscevano, e quindi hai dovuto, come dire, riprendere le loro reazioni dal vero, cioè non c'era una tua preparazione prima in cui sapevi anche un po' come indirizzare gli attori. Qui è stato tutto, la prendo al volo così com'è. Com'è stato per te questo cambio di?
È un documentario, io lo chiamo cinema del reale, perché mentre nei film appunto c'è una sceneggiatura, io ho uno sceneggiatore bravissimo con cui lavoro che Ok. si chiama Marco Domenicale, che mi aiuta in tutte le mie produzioni ed è davvero fondamentale. Su questo tipo di documentario abbiamo davvero voluto invece lasciare tutto libero, ogni reazione, ogni commento, con il rischio anche che non venisse fuori nulla, nel senso che noi poi abbiamo camminato per 7 giorni e il rischio che forse non venissero fuori i temi che io auspicavo era comunque concreto. Devo dire che c'è stato giusto una preparazione nel dire guardate che i temi su cui vogliamo riflettere sono questi, ma non abbiamo dato canovacci, non abbiamo dato in qualche modo letture particolari, mi interessavano proprio i pensieri di queste persone, mi interessavano i loro sguardi, il loro modo anche solo di stare in silenzio, di vivere insieme un viaggio fuori dai normali canoni a cui siamo abituati. Quindi abbiamo davvero cercato di lasciare la massima libertà, che da un certo punto di vista è stato anche in qualche modo rischioso, ma penso che alla fine il documentario vada un po' poi a centrare quello che cercavo. Allora, siamo vicinissimi alla pubblicità. Due domande veloci, veloci, che magari poi teniamo anche per il dopo pubblicità. La prima è: cosa allora, da regista, da persona che stava cogliendo il momento con la strumentazione che poteva anche permettersi appunto a questo punto, cosa ti ha colpito di più nella realizzazione di questo film, nel dipanarsi della situazione docufilm davanti ai tuoi stessi occhi e nell'imprimerlo poi nella camera del cellulare? La seconda è: cosa è la risposta del pubblico, cioè che cosa ti stanno dicendo le persone dopo averlo visto? Ma allora, per risponderti alla prima domanda, ti devo dire che è stato un documentario, un film molto difficile, molto stressante. Contate che eravamo solamente 2 operatori, la troupe era formata da 3 persone e io e il mio collega, il direttore della fotografia, Corrado Morando, ci occupavamo sia dell'audio, sia delle riprese, sia anche del scaricare alla sera le riprese su degli hard disk per stare tranquilli che tutto fosse registrato. Quindi a un certo punto, anche solo già dopo un giorno e mezzo, io sono caduto molto in un momento di crisi, di difficoltà, perché dovevo correre dietro a queste persone per anticiparle durante le riprese, quindi faticavamo molto di più, avevamo un peso in più addosso che era quello dell'attrezzatura, in più il tempo non ci ha accompagnato moltissimo e io per un attimo, guarda, la cosa che mi ha colpito di più è davvero la crisi in cui sono andato io, Mm. perché è stato un documentario che mi ha messo in crisi, benché io fossi preparato, io vengo da campi scuola, da montagne, da esperienze di questo tipo, ma sono andato molto in crisi perché mi chiedevo a un certo punto se stavo riuscendo a fare questo film. Per rispondere invece alla tua seconda domanda, beh, in questo momento devo dirti che la risposta del pubblico è stata strepitosa, davvero oltre le nostre aspettative. Non mi aspettavo tanto, nel senso che un documentario è anche un genere a cui siamo poco abituati ad affacciarci. Un documentario di solito non andiamo a vederlo al cinema, è una cosa che guardiamo più in TV, più su queste piattaforme di streaming. E devo dirti che dico, Ecco, allora, qualcuno tienilo viene lì, a salutarmi. tienilo lì. Terza parte del Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Siamo con il regista Emanuele Caruso, fresco fresco di appuntamento al cinema con la sua nuovissima opera A riveder le stelle, opera corale, come è uso fare, come ci ha abituati un po' a vedere nei suoi film, ma un po' diversa e sperimentale, prima di tutto perché è un docufilm, cioè girato in presa diretta, ok? Piano sequenza, presa diretta, con un gruppo che non aveva neanche, diciamo, un minimo di canovaccio se non la tematica essenziale, interrogarsi su quello che l'uomo sta realmente facendo, nel senso lo sconvolgimento climatico, l'inquinamento, argomenti non facili sicuramente da trattare perché, come ha esordito il nostro Emanuele, c'è anche molta ridondanza, c'è anche molto sì parlarne perché va di moda, ma non per affrontare il problema, ok. Detto questo, però, il film sta riscontrando anche, come è giusto che sia, grandissimo, grandissimo successo e risposta di pubblico. Ciò attesta che le persone in realtà non sono così superficiali sull'argomento come sembra, ma c'è molta, molta attenzione, più di quello che si pensava.
quasi, Emanuele, vorrei commentare a margine, quasi che il tuo saper aspettare per proporre l'uscita nei cinema, perché hai preferito, nonostante il lockdown, eri lì lì per proporlo al cinema, hai preferito dire no, non lo metto in streaming, aspetto perché la mia risposta, il mio sentire parte dal grande schermo, dal pubblico vero in sala. Ecco, tu hai aspettato, mi pare, quasi 2 anni per vedere che cosa questo docufilm movimentava nell'animo e nelle anime delle persone. Ecco che c'è stata una grandissima risposta e che sta andando in crescere. E così, per fortuna, noi abbiamo girato questo docufilm nell'estate del 2019, doveva uscire il 5 marzo del 2020 e abbiamo centrato proprio in modo quasi balistico il Covid. Siamo usciti il 5 marzo, il 6 marzo hanno chiuso le sale, quindi questo ci ha fatto anche male, ci ha fatto male nel senso che anche da un punto di vista, devo dire, economico, perché avevamo davvero speso un sacco di risorse per promuovere il film, per cercare di dargli più in qualche modo visibilità possibile e ci siamo detti aspettiamo perché volevamo davvero incontrare il pubblico, ma soprattutto volevamo che il pubblico incontrasse l'altro pubblico. Ci siamo detti che questo era un film dove volevamo promuovere il fatto che non ci salviamo da soli e in qualche modo farlo vedere alle persone da sole nelle proprie case non ci sembrava il modo giusto, insomma, di affrontare la tematica. Dovevamo uscire l'anno scorso, purtroppo l'anno scorso i cinema erano chiusi in questo periodo e lì abbiamo avuto, è stata dura rimandare ancora di un anno, però insomma io ho un po' insistito su questo e devo dire che dopo 2 anni davvero difficili, che a un certo punto non capivamo neanche più perché c'era la curva dei contagi che si alzava già a gennaio, ecco, dopo 2 anni davvero difficili uscire al cinema, incontrare tutte queste sale piene in un momento di crisi del cinema, di gente che ti abbraccia, ti saluta e che ti fa capire che il messaggio è arrivato, devo dire che forse è la più grande soddisfazione che ho il privilegio di avere facendo questo lavoro. Dicevamo appena prima che scattasse la pubblicità, se c'è qualcosa, qualche commento che già il pubblico noti che ti sta ritornando per la maggiore dopo aver visto il film, certo la voglia di cercarti, di complimentarsi, di abbracciarti, certo, ma c'è anche qualche commento, qualche parola che ti sta arrivando e che ti sta colpendo in merito a questo tuo nuovo tentativo, questo nuovo sperimentarti e sperimentare. Ma assolutamente sì, ed è quella che mi dà una grande soddisfazione perché mi fa capire che il messaggio è arrivato e che c'è qualcosa che si può ancora fare. E la parola che mi arriva di più è coraggio, nel senso che è il coraggio che dobbiamo mettere in campo tutti per cambiare drasticamente le nostre priorità. Non possiamo continuare ad andare avanti in questa società facendo finta che questo mondo abbia risorse infinite, che le cose non cambieranno mai. Il Covid da una parte e ahimè questa guerra terribile ci insegnano esattamente l'opposto, che il mondo può cambiare da un giorno all'altro e che siamo e viviamo tempi di una fragilità molto più grande di quella che pensiamo. Quindi le persone mi cercano proprio per dirmi: Emanuele, questo semino di consapevolezza me lo porto a casa e cerco di nutrirlo e cerco pian piano, non da solo, perché da solo non ce la posso fare, ma insieme a qualcuno che mi è vicino, di dare una svolta al modo che ho di vivere la mia vita. Un altro messaggio che mi è arrivato dall'114: Max, non girarci troppo attorno, dove possiamo vedere il film e quando? Allora, in questo momento il film è in alcuni cinema, purtroppo lo stiamo anche autodistribuendo, quindi siamo noi che chiamiamo i cinema per inserirlo in programmazione e poi speriamo sempre che il pubblico ci premi, perché se poi il cinema vede che non arriva nessuno ci toglie il film. In questo momento siamo particolarmente nel nord Italia, adesso siamo usciti a Torino, a fine marzo, dal 31 marzo usciremo anche a Milano, ma poi arriveremo un pochino in tutta Italia. Abbiamo questo sito web che si chiama stellefilm.it, abbastanza semplice da ricordare, dove però oltre a trovare tutte le sale dove stiamo programmando adesso il film, c'è la possibilità per chiunque in Italia, c'è proprio un piccolo pulsante che si chiama Organizza la tua proiezione,
Chiunque può richiedere questo film e chiunque può richiedere di vederlo nel cinema a lui più comodo, più vicino, più facile da raggiungere. L'unica cosa che chiediamo è che ci sia almeno un piccolo gruppo di, chiediamo 30 persone, che in qualche modo voglia acquistare il biglietto del film per pagare le spese al cinema per aprire. Abbiamo visto, e parlo anche per esperienza personale, che a volte bisogna veramente capire il momento e saper aspettare, piuttosto saper aspettare, come hai fatto tu, nel senso che sul più bello che stavi per andare in proiezione 2 anni fa tutto è stato bloccato, ma ti sei ascoltato, come dire, hai ascoltato anche quello che ti chiedeva la tua opera, ok? Nel dire no, preferisco che sia un qualcosa di condiviso, di pubblico e non certo nell'isolamento casalingo, ok? Nel frattempo, nel frammentre di questi 2 anni di attesa, di cui poi hai avuto una grandissima e meritatissima risposta, c'è qualche altro nuovo progetto, se si può dire, che hai in mente o che stai già portando avanti? Ma guarda, mia madre mi dice una cosa, e ho scoperto che ha ragione lei, mi dice sempre che non siamo noi a prendere appuntamenti in questa vita, ma è la vita a prendere appuntamenti per noi. Certo. Ed è stato proprio così, nel senso che questo film, se fosse uscito prima del Covid, vedendolo al cinema, uno avrebbe detto sì, carino, ma sono quelle solite cose che si dicono che poi non accadono mai. Oggi presentarlo dopo il Covid e con questa guerra che in qualche modo ci sta davvero sconvolgendo, c'è almeno la consapevolezza che questi discorsi non sono più discorsi vani. Quindi questo è stato insomma prezioso, per quanto io abbia cercato di farlo uscire prima di quel virus, e tanto è stata poi la vita a decidere per me, e bene che hai deciso da una parte. Sì, ho un progetto nuovo, 2 progetti nuovi molto grossi, sono quelli che spero, non lo so, cercheranno di farmi fare anche un salto rispetto ai film precedenti, sempre per fare opere di maggiore qualità e sempre, devo dirti, anche più inclusive, che riescono anche a catturare di più i giovani, pur trattando sempre quelli che sono i temi che mi sto portando dentro. E una di queste è relativa a un grande personaggio che è vissuto a Torino nello scorso secolo, che mi affascina forse da 4-5 anni, e su cui voglio provare a raccontare una storia che, devo dire, con molta difficoltà sto scrivendo, mi sta mettendo a dura prova, ma anche qui penso che verrà fuori quando i tempi saranno maturi. Quando sarà il momento, possiamo solo, senza entrare nel merito del nome e cognome, accennare che tipo di attività questo personaggio, probabilmente un po' storico, ha svolto? Era un personaggio che ha fatto un gran bene, che ha Ok. aiutato un sacco di gente e di cui ancora oggi si parla tantissimo. Un personaggio che penso fosse davvero una persona illuminata e che ci è passato accanto e che credo meriti di essere conosciuto e approfondito. Molto bene. Il 563 che mi scrive: "Hai proprio ragione Max, La terra buona è un film da cui esci cambiato". Mamma mia, guarda, io dico sempre questo, questi messaggi mi fanno davvero bene, cioè fanno proprio bene all'anima, perché dico sempre questo, che coi miei film mi propongo semplicemente di lasciare una piccola goccia di bagaglio, e se questa goccia in qualche modo riesce anche solo a farti fare una domanda o a farti fare un pensiero, anche solo per qualche giorno, voglio dire, non è che non ho sicuramente io la capacità di cambiare nulla, però voglio dire, se questa goccia entra nel tuo bagaglio, credo che la mia missione sia andata a segno. Penso che sia quello. Poi, davanti a messaggi del genere, alzo davvero le mani e ringrazio, ma infinitamente. Guarda, grazie a te, grazie di cuore per essere stato qui con noi al Bosco dei Sogni a Radio Gamma 5, e le cose dette sono tante e importantissime, soprattutto appunto dal punto di vista umano, e cioè cercare l'insieme, mettersi nella frequenza, nella vibrazione del coraggio, agere, agire del cuore, avere una visione più ampia al di fuori del proprio orticello, della zona di comfort. E sono tutte cose che in questo momento, come dici tu Emanuele, prendono tutt'altra vibrazione e forma rispetto ad averle dette anni fa, anche se sono state dette già anni fa, sia da questa radio, sia nel tuo percorso. Ecco, vorrei provare a chiederti, anche se abbiamo già detto tante cose importanti, un piccolo messaggio di
chiusura, un suggerimento, un tuo messaggio rispetto un po' al qui e ora che noi tutti stiamo vivendo, per salutarci con un ulteriore tuo messaggio, un qualcosa di tuo che vuoi condividere con noi. Guarda, proprio per riallacciarmi un po' a questo film, a rivedere le stelle, che in questi giorni, in queste settimane sarà al cinema, vorrei proprio dire così a tutti che questo è il momento, ma lo dice anche un po' anche la scienza, e concorda, anche la matematica ci porta su questa direzione. Questo è davvero il momento di cambiare completamente le nostre vite. Lo so che ci costa fatica, lo so che siamo tutti tallonati ogni giorno da mille impegni, da mille problemi, che arrivare a fine mese è difficile, che le bollette aumentano, che anche guardare con qualche mese in più di visibilità diventa complesso, però ahimè questo mondo, questa società ha drammaticamente fallito. Era già chiaro anni fa, ma ancora più di oggi lo vediamo sotto i nostri occhi. Ciò non vuol dire che sia tutto perso, ma come dice Berrino durante il film, e io condivido molto questo suo pensiero, non dobbiamo aspettarci che le cose si risolveranno dall'alto. Quello che dobbiamo fare è metterci noi in prima persona, insieme, in piccoli gruppi uniti, per cambiare strada, poco per volta, facendo sicuramente dei sacrifici. Non sarà una cosa semplice, ma arriveremo in questo nuovo mondo che ormai è alle porte preparati, e saremo soprattutto in grado di vivere la vita con un altro punto di vista. Ecco, questa secondo me è un po' la strada, ed è una strada che mi piace moltissimo, perché è una strada che parte dal basso, da ciascuno di noi. Io mi reputo un po' un figlio del basso, nel senso, io sono nato davvero dal basso, e credo che sia lì oggi la strada che dobbiamo cercare di percorrere insieme. Grazie Emanuele, guarda, mi unisco a tutti i complimenti e agli abbracci che dai nostri ascoltatori stanno arrivando, dicendoti anche continua così, non mollare, non mollarci. Assolutamente, anzi ringrazio io voi per il tempo e la gentilezza che avete voluto dedicarmi, e auguro davvero a tutti voi, gli ascoltatori, a te, una buonissima vita, perché alla fine siamo qua per vivere un'esperienza, e la vita deve prevalere su tutto. Tornerò, sai, tornerò tuo tempo permettendo a chiamarti a condividere ancora qualche spazio di conversazione. Ma con molto piacere. Ok, grazie ancora Emanuele e cari ascoltatori, noi ci sentiamo, ci vediamo martedì della settimana prossima con il Bosco dei Sogni. Buona serata e buona vita a tutti, alla prossima.